Buonasera a tutti e benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi a partire i cavalli partecipanti alla prima corsa, che è una prova per femmine di 4 anni, non vincitrici di 10.000 euro nella carriera. Sono in 7 dietro le ali della macchina. All'1 Doriana Pax Davide Cangiano, 2 Dynasty Rishow Marco Volpato, 3 Duty Free B Roberto Vecchione, 4 Dina Vald Marco Basile, 5 Daisy Vic Francesco Trollese, 6 Darlin Lady Fabrizio Faedi, 7 Dream Day Adrian Johnny. Netta favorita il numero 2 di Dynasty Rishow con Marco Volpato. Si ritrae Darlin Lady con cautela Daisy Vic. Partite. Dina Vald che scavalca in breve Dynasty Rishow e si porta a condurre. Sbaglia Daisy Vic. Rimane in terza posizione invece Duty Free B che segue le mosse dei primi. Sposta al largo Dynasty Rishow che ottiene il via libera da Dina Vald, che oggi preferisce correre di rimessa. 16 per i primi 200 metri d'approccio, molto tranquilli, con i quali Dynasty Rishow si è issata al comando, scavalcando dopo 180 metri Dina Vald. Primi 400 in 31,6, di tutto comodo per la battistrada, una femmina da Napoleone Lance e Nespolita, del team di Cristina Fiore e Marco Volpato, che guida liberamente le operazioni dopo 600 metri di corsa, passati in 47,5. Passaggio davanti alle tribune, Dynasty Rishow che guida facile nei confronti di Dina Vald, poi Duty Free B che sembra intenzionata ad anticipare le mosse di Daisy Vic, che risale all'esterno dopo un'incertezza al via. E sulla curva di destra si continua con uno schema invariato, Dynasty Rishow che inizia ad accelerare, Dina Vald che la segue, poi Duty Free B e Daisy Vic, le altre più distanti con Darlin Lady che passa in quinta posizione, il primo chilometro in 1:17,6, allunga Dynasty Rishow che prende vantaggio nei confronti di Dina Vald e di Duty Free B, poi ancora Daisy Vic, c'è un 14 appena abbondante per la retta di là, con la battistrada che si allunga, Dina Vald che la segue, Duty Free che sposta all'esterno, la retta d'arrivo per Dynasty Rishow che l'affronta con ampio margine di vantaggio, Dynasty Rishow in evidenza nei confronti di Dina Vald e Duty Free B, Dynasty Rishow che nel finale viene a vincere come vuole, mentre Duty Free B è seconda, al terzo posto forse Dina Vald, poi Daisy Vic. 1:15,7 ragguaglio cronometrico, il successo di Dynasty Rishow, Marco Volpato, Warner Martellini, Cristina Fiore, i colori della scuderia The Show Must Go On, che è anche allevatrice della figlia di Napoleone Lance e Nespolita, tutta fatta in casa. Facile assunto del numero 2 alla prima, Dynasty Rishow, Marco Volpato.